Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Messina, Stefano Argentino ha confessato il delitto. Sono stato io, ma non ha spiegato perché ha ucciso Sara Campanella. Un video mostra gli ultimi istanti di vita della studentessa. Il posto straziante della mamma di Sara, solo buio e abisso, bisogna sempre denunciare. Partinico, agli arresti domiciliari, 2 fratelli accusati di aver pestato a morte il fruttivendolo che difendeva il figlio durante una lite per un sorpasso azzardato. Sanità, Trapani è solo la punta dell'iceberg. Sullo scandalo referti in ritardo, la CGIL accusa il governo. Per il sindacato il sistema sanitario è al collasso. Catania, la nuova pista ciclabile di via Domenio Tempio e i suoi tanti problemi, incompleto pure il tracciato di via Santa Sofia. Calcio, il Palermo lavora per la gara di domenica al Barbera contro il Sassuolo, Perozzi in dubbio ma torna Verre. Il Catania blinda la difesa e risale la classifica. La sfida di domenica alla capolista Avellino riaccende l'entusiasmo della tifoseria. Bentrovati, in apertura l'uccisione della studentessa Sara Campanella. Questa mattina è durato oltre 2 ore l'interrogatorio di Stefano Argentino. Il giovane ha ammesso di essere stato lui ad uccidere Sara Campanella, ma non ha spiegato il motivo che lo hanno spinto a un'aggressione così brutale. Francesco Triolo. Ha risposto ad alcune domande, ma sostanzialmente sono state delle risposte di conferma degli addetti. Ha confessato Stefano Argentino, lo ha detto ai magistrati che lo hanno interrogato nel carcere di Gazzi a Messina durante l'interrogatorio del PM prima e quello di garanzia del GIP dopo. È stato lui ad uccidere Sara Campanella. La conferma arriva dall'avvocato Raffaele Leone, il legale della famiglia del 27enne, che dopo l'interrogatorio di garanzia ha rinunciato al mandato perché è un civilista e per la difesa dell'indagato. Invece è necessario un esperto di penale. Queste le parole dell'avvocato all'uscita dal carcere messinese. Sì, è in uno stato di estrema prostrazione. È pentito? Guardi, questa è una parola grossa, non sono in condizione di dirlo. Sicuramente Ha detto qualcosa per Sara? È molto chiuso, molto in se stesso, ma non ha avuto, sicuramente ha manifestato sempre un grande interesse, se così possiamo dire, per Sara, ma non mi sentirei di dire se sia pentito perché non ho avuto. Era un interrogatorio per cui ha risposto alle domande che gli sono state poste. Questo fatto, se era pentito o se avesse un pensiero per Sara, non l'ha chiesto nessuno. Era freddo, lucido, com'era? No, per lucido, era molto frastornato un po' dalla vicenda tutta. Comunque ha chiesto risposto. Se qualcuno l'ha aiutato dopo l'omicidio ad andare Sì, gli hanno a chiesto ma non ha risposto. E adesso vi mostriamo un video, è quello di una telecamera di sorveglianza che ha registrato gli ultimi istanti di vita di Sara Campanella. Viene ripresa proprio mentre discuteva con Stefano Argentino. Vediamo. È la videocamera di sorveglianza di un distributore di benzina sul viale Gazzi ad immortalare gli ultimi istanti di vita di Sara Campanella. Sono le 17:24 di lunedì pomeriggio e la giovane compie il solito tragitto che dal Policlinico Universitario conduce alla fermata dell'autobus. Sono alcuni dei frame che incastrano Stefano Argentino. Si vedono i 2 ragazzi discutere, passare dietro il gabbiotto del distributore e poi uscire di nuovo alla vista della videocamera. Lei davanti, lui dietro, lei si ferma, si volta verso il ragazzo, poi accelera il passo. Lui la raggiunge, la prende da dietro, poi lei scappa, lui la insegue. Nel frattempo arrivano altri studenti, sono in 5, ma Sara e Stefano sono già fuori dal raggio di questa videocamera. La tragedia di Sara, probabilmente, si è consumata proprio in quei secondi. C'è solo buio e abisso, bisogna sempre denunciare l'inizio del posto straziante della mamma di Sara a Portella di Mare, dove abita la famiglia. Sono giorni di lutto. Sentiamo Marco Gullà.
Sara non parla più, non ride più, è fredda, non c'è più colore, non c'è più il nostro sole, non c'è più la brezza del mare che tu amavi tanto, c'è solo buio e abisso. Bisogna sempre parlare per denunciare. Lo scrive su Facebook Setti Zaccaria, la madre di Sara Campanella. E oggi Portella di Mare, frazione di Misilmeri, dove vive la famiglia di Sara, è un paese a lutto. Il dolore avvolge tutta la comunità. La comunità è triste. E la comunità perde una sua cittadina e la perde in un modo un pochettino tragico e brutto. Parliamo di femminicidio, una ragazza che viene appunto assassinata, non è una bella notizia. La comunità è scossa, nonostante, mi preme dirlo, in questi anni si è fatta un'attività sempre di prevenzione con le scuole, non sono mancati momenti con le parrocchie, con le comunità, con le forze dell'ordine di sensibilizzazione. Una ragazza da 1000 risorse, era una ragazza educata su tutto, niente da dire. Lei era sempre sorridente, sempre una parola di gioia, sempre una parola fresca come era lei, come il suo sorriso. In lontananza riecheggia il rintocco delle campane. Il paese adesso si prepara per rendere l'ultimo saluto a Sara e stare accanto alla famiglia. Per 20 anni ha coordinato il pool antiviolenza, reati in cui le vittime sono soprattutto le donne. Abbiamo sentito Marisa Scavo che dice devono scendere in campo anche gli uomini. Sentiamo Lorena Dolci che l'ha intervistata. 2 anni di stalking, di attenzioni morbose e, come ha detto la Procura di Messina, nessuna denuncia. Ecco perché le giovani donne, le donne hanno paura di denunciare. Devo dire che molto spesso non è la paura di denunciare, molto spesso avviene che non hanno la percezione di quello che subiscono. Nel caso della ragazza di Messina si è verificato proprio questo. Anche il padre di Giulia Cecchettin, sentito, interpellato in questi giorni, ha detto di non sottovalutare questi campanelli d'allarme. È proprio così, i campanelli di allarme si devono immediatamente percepire e mai pensare che questi eventi tragici possono succedere solo agli altri e non a se stessi. Marisa Scavo ricorda che oltre alla denuncia esiste anche l'ammonimento da parte del questore. Le vittime possono ricorrere all'istituto dell'ammonimento, che è un istituto molto efficace perché si esorta il soggetto a sottoporsi ad un programma di recupero per la fuoriuscita dal circuito della violenza. Non solo, ma l'ammonimento diventa una circostanza aggravante e rende il reato di stalking procedibile d'ufficio, anche se è stato emesso nei confronti di una vittima diversa da quella che la subisce in un determinato momento. Il codice rosso ha fatto tanto, ma non è solo questione di inasprimento delle pene. Io dico sempre che per contrastare veramente questo fenomeno culturale occorre un cambiamento culturale, devono scendere in campo anche gli uomini. Un uomo è stato arrestato a Catania dai carabinieri per maltrattamenti, tentata estorsione e minacce nei confronti della moglie, alla quale ha anche puntato un coltello alla gola. Il marito era stato già ammonito per le sue condotte violente, ma la donna lo aveva riaccolto in casa pensando che si fosse ravveduto. E a Partinico sono agli arresti domiciliari i 2 fratelli accusati di aver pestato a morte il fruttivendolo che difendeva il figlio durante una lite per un sorpasso azzardato. Oggi si è svolta l'autopsia sul corpo della vittima. Maglio Viola. Sono agli arresti domiciliari Antonio e Leonardo Failla, i 2 fratelli accusati di aver causato la morte di Gioacchino Vaccaro, fruttivendolo di 45 anni, al culmine di una lite stradale a Partinico nella quale la vittima difendeva il figlio. Non avremmo mai voluto che accadesse, hanno detto durante l'interrogatorio di garanzia al GIP Marco Petrigni. I 2 hanno confermato di essere stati loro a colpire Vaccaro, ma hanno anche raccontato una versione diversa della lite di strada che ha portato alla tragedia. Tutto inizia da un sorpasso azzardato, una parola di troppo al volante e le auto che si fermano. Secondo il racconto dei fratelli Failla, autori del sorpasso, subito dopo sarebbero stati aggrediti dal figlio di Vaccaro. Ne sarebbe scaturita la rissa, nella quale sarebbe poi intervenuta anche la vittima per difendere il figlio. Nella bolgia anche Gioacchino Vaccaro sarebbe stato colpito con calci e pugni. L'uomo si presentava in ospedale poco dopo e in seguito, mentre già era ricoverato, collassava. L'ipotesi accusatoria è che la morte sia conseguenza indiretta delle lesioni dovute ai colpi subiti, ma questo dovrà essere confermato da
dal referto autoptico. Ora i due fratelli dai domiciliari invocano l'autodifesa. Quale che sia la verità sul come si sono svolti i fatti, resta la tragedia assurda della morte di un uomo che difendeva il figlio durante una lite scaturita da un sorpasso, una assurda lite di strada. A Gela un 27enne è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di arma clandestina e ricettazione. L'uomo è accusato di essere coinvolto nella sparatoria avvenuta nel luglio del 2024 vicino a un'area di servizio in cui è stato ferito alle gambe un 33enne. All'origine dell'aggressione a colpi di pistola una rissa avvenuta poco prima in una discoteca. E torniamo a parlarvi dello scandalo referti dell'ASP di Trapani. Trapani è solo la punta dell'iceberg. La CGIL accusa il governo e dice il sistema sanitario siciliano è al collasso. Mancano 4.000 medici e sono allarmanti i dati del PNRR. Sentiamo Eva Spampinato. Noi oggi abbiamo un sistema sanitario che non garantisce affatto il diritto alla salute. La CGIL siciliana si scaglia contro il governo e lancia un pesante atto d'accusa riguardo alla sanità nell'isola. Carenze d'organico, inefficienze, la politica che sceglie i manager, i fondi del PNRR che non vengono spesi. Il caso di Trapani è solo la punta dell'iceberg, come commenta Buongiorno Sicilia il segretario regionale della CGIL Mannino. Abbiamo la mancanza di 4.000 medici e infermieri nella nostra regione. Non possiamo immaginare di dare una risposta sul diritto alla salute se non facciamo un piano straordinario di assunzione che è sempre più necessario. Non è avvenuto nessun intervento nel rafforzamento della medicina del territorio, nessun rafforzamento della digitalizzazione, della telemedicina. Il sindacato ha anche diffuso uno studio sui fondi del PNRR destinati alla sanità siciliana. Quasi 1 miliardo di euro destinati alla Sicilia per costruire case della salute ed ospedali di comunità. Di queste 43 case ospedali di comunità che andavano costruite, 21 ancora debbono iniziare i lavori. Quindi questo significa che noi su quasi 1 miliardo di euro rischiamo di non spendere almeno il 50% di queste risorse. Questo è delittuoso. Intanto sarà la Procura di Trapani che si occuperà dell'inchiesta sui referti istologici. La Procura ha avocato a sé il fascicolo aperto dai colleghi di Marsala per competenza territoriale, dove si è registrata la condotta omissiva. La vicenda è quella legata agli esami istologici non refertati per tempo e che ha provocato di fatto il mancato e tempestivo intervento medico su pazienti oncologici. Ne sono stati accertati ben 356. Nella giornata mondiale sull'autismo, la città di Catania si colora del blu delle panchine che diventano simbolo per ricordare che la diversità è ricchezza. A Caltanissetta l'iniziativa dell'House Café con una tazzina gratis per tutti. Roberta Lunghi. Si colorano di blu tante panchine anche nella città di Catania nella giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Un piccolo gesto per ricordare che la diversità è ricchezza e che ogni voce merita di essere ascoltata. Molteplici le iniziative a Catania, da via Plebiscito con Autenticamente, che ha inaugurato un parco esterno al centro, alla panchina blu di piazza Lincoln voluta dal sindacato CISL, fino al parco Vulcania in piazza Aldo Moro, luoghi di inaugurazione che diventano il luogo di incontro di chi convive con l'autismo e ne sviscera le difficoltà. Ci sono le giornate quando è oppositivo, quando è provocatore, sono tante le cose e qualche volta subentra anche l'aggressività. C'è poca inclusione nelle scuole, pochissima inclusione, perché alcune volte i bambini vengono emarginati e non è giusto. La panchina blu come simbolo di inclusione, ascolto e consapevolezza che ambisce alla condivisione di una tematica che diventa cara a chi ha fatto della diversità un valore, come all'Out Café di Caltanissetta. Fabio Ruvolo, presidente della cooperativa che ha dato vita alla caffetteria gestita da lavoratori con spettro dell'autismo ma anche portatori della sindrome di Down, vara un'iniziativa speciale, caffè gratis per tutti. Che vogliamo dare una dimostrazione chiara, non tanto del gratis, che sicuramente farà piacere, ma quando invece sull'aspetto che cambia, non assistenziale il nostro modello, ma propositivo. Quindi siamo noi che offriamo un caffè grazie al lavoro dei nostri ragazzi. Adesso una breve pausa, poi parleremo di alcune piste ciclabili di Catania. A tra poco. La nuova pista ciclabile di via Domenico Tempio a Catania sembra un percorso ad ostacoli, ci sono anche delle enormi pozzanghere ed è incompleto pure il tracciato di via Santa Sofia e come sempre non mancano le polemiche. Tonio De Mana.
Alla gara disastrata ad ostacoli con incomprensibili saliscendi a Catania, la pista ciclabile di via Domenico Tempio è un concentrato di pericoli, dove gli amanti delle due ruote fanno a gara, ma ad evitarla. Splende il sole in via Domenico Tempio, ma di ciclisti non si vede neanche l'ombra. Dopo oltre mezz'ora d'attesa all'altezza di Faro Biscari appare un ciclista spaesato e disorientato. È costretto a scendere per proseguire, il perché lo raccontano le immagini. Queste piste ciclabili vengono mantenute in maniera molto approssimativa. Forse anche la progettazione ne è colpevole. Stare in una pista ciclabile e poi finire in mezzo alle macchine non è la migliore delle idee. L'altra pista ciclabile di via Santa Sofia è invece un cantiere aperto, dove però mancano gli operai. Non le manda a dire il consigliere comunale Graziano Bonaccorsi. Praticamente via Santa Sofia non si sa più nulla, è il silenzio assoluto, ma la cosa più grave, ripeto, è che in mezzo alla pista troviamo la rete, dei paletti di ferro insomma per delimitarla, ma tutto è stato praticamente abbandonato. Tempi di consegna non precisati per buona pace di chi si sposta in bici o per chi crede ancora in questa città alla mobilità sostenibile. Nel frattempo la pista ciclabile è diventata un parcheggio abusivo. Sempre meno coppie decidono di mettere al mondo un figlio. Nel 2024 in Sicilia meno nascite e più decessi. Il presidente dell'Osservatorio Civico Sorbello al nostro TG dice: così andiamo incontro ad un suicidio demografico. Sentiamo Francesco Aloi. Già da qualche anno al di sotto dei 5 milioni. Gli abitanti in Sicilia sono sempre meno. Un dato che guardando al futuro preoccupa e non poco. Preoccupa perché stiamo andando incontro a un vero e proprio suicidio demografico che è ancora più allarmante nelle zone interne della nostra regione. Gli ultimi dati Istat ne danno conferma. Sono più i decessi che le nascite. Nel 2024 in tutti i capoluoghi il saldo naturale è in negativo. Significa che il dato riferito alle nascite è più basso di quello dei decessi e in alcuni casi viene anche doppiato. Sì, è una tendenza che purtroppo continuerà anche nel futuro e che è necessario invertire nel più breve tempo possibile. Non sarà possibile farlo però purtroppo in tempi brevi perché il numero delle potenziali madri continua a diminuire. Ed è allarme rosso. Per questo è necessario che si intervenga subito, non a parole, ma con i fatti. La pubblica amministrazione non comprende purtroppo che il costo dei figli non può essere sopportato solo dalle famiglie. È provato che la prima causa di povertà in Sicilia, insieme alla perdita di lavoro, è la nascita di un figlio. Quindi di concreto il governo cosa dovrebbe fare? Dovrebbe mettere in atto misure che aiutino innanzitutto i giovani a restare nella nostra terra. Perché se il trend non dovesse cambiare, la Sicilia rischia di diventare terra di pensionati e turisti e i giovani vanno via. Adesso, prima della prossima pausa e di parlare di calcio, vi do un aggiornamento sulla notizia di apertura, sul servizio, sull'uccisione di Sara Campanella. Il GIP di Messina ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare nei confronti di Stefano Argentino, il 27enne di Noto, lo studente che ha confessato di aver ucciso Sara Campanella. Adesso una pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, il Palermo lavora per la gara di domenica al Barbera contro il Sassuolo, un big match, Pierozzi è in dubbio ma torna Verre. Marco Gullà. La vittoria ottenuta alla Rechi contro la Salernitana ha permesso al Palermo di fare un blitz in zona playoff e di incamerare contestualmente una dose di fiducia in vista del rush finale della regular season. 7 partite alla fine per riscrivere il libro del campionato, a partire da quella di domenica al Barbera contro il Sassuolo. Una sfida particolarmente difficile con i neroverdi che potrebbero addirittura festeggiare la promozione in Serie A entro Pasqua. Il Palermo dal canto suo ci arriva con la consapevolezza di essere inferiore ma di potersela comunque giocare. Pierozzi è in dubbio, le condizioni del calciatore sono da valutare dopo essere uscito dolorante dalla sfida della Rechi. Ai box ancora Gomis ma anche Nicolao e Di Francesco. Rientra però Verre dalla squalifica e Dionisi avrà a disposizione un trequartista di ruolo. Si riapre quindi il ballottaggio a centrocampo con Segre e Ranocchia che scalpitano. Brunori e il Palermo intanto ancora insieme con il capitano che avrebbe siglato un prolungamento fino al 2028.
Il Catania blinda la difesa e risale la classifica. Domenica la sfida alla capolista Avellino riaccende l'entusiasmo della tifoseria. Divieto di trasferta per i supporter irpini. Tonino De Mano. 4 vittorie, 4 pareggi e solo 5 gol al passivo. Il segreto della rinascita del Catania sta anche nella difesa, che cresce a vista d'occhio con i numeri che certificano la solidità del reparto arretrato. Dolce musica per le orecchie di Toscano, che finalmente può lavorare con serenità, visto che vincere aiuta a vincere. Convinzione e consapevolezza sono le parole d'ordine in casa rossazzurra. Ora si guarda avanti con maggiore fiducia e, perché no, con ritrovato entusiasmo. Ripresa degli allenamenti al Cibalino per una settimana che porta dritto dritto alla sfida contro la capolista Avellino, che certamente troverà un ambiente gasato dagli ultimi risultati. Contro gli irpini, all'andata finì 2-2, tornerà al suo posto Di Gennaro, che ha scontato un turno di squalifica, ma soprattutto potrebbe rivedersi inglese, fermo da oltre un mese, trascorso tra la Sicilia e il Veneto per curarsi dall'infortunio. Chiaramente il rientro del bomber pugliese dovrà essere gestito anche in considerazione dell'appendice dei playoff. Intanto il prefetto di Catania, Librizzi, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Avellino. La decisione riguarda tutti i settori dello stadio. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.